tutti dal commento, Veneziano, siamo su Fishing Planet, così tanto mi faccio una partitina e faccio vedere sempre il gioco, però sono qua per un'altra cosa, nel senso, dobbiamo parlare un po' del canale eh, e un po' di progetti, ecco. Adesso chiaramente la priorità, raga, è NBA, nel senso, voglio finire NBA, cercare di vincere sto cazzo di titolo, speriamo, se non lo vincono, insomma, che sia vittoria o non vittoria, dopo insieme cerchiamo di capire se continuarla o no. Ecco che ho perso il pesce, affanculo. E poi fare qualche video di NHL che è piaciuto. Dopo chiaramente partiamo sempre a bomba con un sacco di visualizzazioni mi piace, poi si scende, ma vabbè, quello non è un problema. Però ecco, NBA lo voglio finire. Chiaramente siamo a gara 3 siamo a gara 4 della finale NBA, quindi non possiamo certo smettere, siamo anche in vantaggio. E nei cieli un po' lo porto perché è un gioco secondo me molto divertente. Poi qua io sinceramente non sapete, non sono mai stato schiavo né dei videogiochi, di fare per forza quelli che vanno al momento, né diciamo, ho sempre fatto giochi di nicchia a parte FIFA e qualche altro gioco. Quindi insomma, ecco, Pro Cycling sicuramente tornerà perché voglio riuscire a vincere con voi un giro. Vabbè, Fishing Planet chiaramente quello, ecco, questo è proprio impossibile da fare perché guarda, più di bestemmioni da chilo ricevo quando le volte che ho caricato sto gioco o The Hunter, veramente The Hunter, perché tutti gli animalisti vengono da me. Cioè, non lo so. E invece Fishing Planet proprio non piace, anche se io ragazzi sto cercando di arrivare nella top 100 per mondiale, sto giocando come un pazzo. E spero di farcela, vabbè. Comunque è un gioco stupendo, giocano tanti americani, giapponesi, italiani, pochi purtroppo, vabbè. Comunque, ecco ragazzi, quindi Pro Cycling sicuramente poi non lo so, perché il problema non è tanto le visual o i mi piace o queste stronzate qua. Il problema è che, bello questo 7-3 non male. E il problema è che purtroppo, cioè, vedo proprio poca partecipazione, quindi non so che cazzo fare. Cioè, non ho proprio idee. Io il canale non lo voglio mollare per quanto ci sia lavoro e tante cose, insomma, come ho già detto in sto ultimi insomma, mesi, a casa, a livello personale, se diverse cose, purtroppo non strapositive, anzi, perché non è facile, insomma. Però è anche chiaro che i videogiochi è la mia passione, quindi questo insomma mi aiuta molto insieme allo sport e agli amici, beh, di solito la fidanzata, però ecco, sport e i videogiochi sono due cose che faccio da solo e che mi danno la possibilità di staccare dai problemi purtroppo brutti e veri e reali della vita. E quindi non voglio assolutamente mollare il canale perché ci siete voi che mi fate anche compagnia ormai insomma da tanti anni che stiamo qua a cazzeggiare sul tubo. Solo che mi rendo anche conto che dopo 2000 passa video, dopo un canale comunque in una fase di sonno acuta, non è facile trovare dei contenuti interessanti o comunque divertenti, ecco. Quindi anche il discorso della webcam purtroppo è bello tutto quanto, però poi mi porta via tanto tempo e ci sono sempre accorgimenti da fare per avere le sincro, le robe, cioè io queste cose onestamente, cioè, ci vuole tempo, ecco, e purtroppo non ce l'ho, nel senso mi piacerebbe passare le mie giornate solo a giocare, non fare un cazzo, però purtroppo non è possibile. E quindi raga, l'obiettivo è quello di fare intanto i miei soliti giochi, quindi comunque io lo sapete che sono per giochi di nicchia e fanculo anche, a parte vabbè FIFA, MotoGP, insomma se un gioco mi piace lo faccio, però sapete che mi piace portare il canale nato, per portare il canale mi ricordo ancora all'epoca gameplay in Full HD super graficona e, e giochi di nicchia come simulatori, robe così. È chiaro che sì, voglio tornare un po' così, ecco, voglio tornare un po' con giochi di nicchia, quindi Aerotrack, Pro Cycling, Fly Simulator, Fishing Planet, vediamo che si fa, anche se non è un gioco che proprio è poco considerato. Voglio, ecco, il canale deve essere questo. Chiaramente anche ascoltando, se comunque il canale torna un po' attivo, soprattutto nei commenti, a me interessa per capire cosa volete. Ecco, il coglionazzo, dai come. Bravo. E sì, sto giocando un po' in velocità proprio perché sto ciaccolando con voi e devo fare esperienza veloce. No, dicevo, quindi a me quello interessa più che altro, e così almeno ho il feedback commendiano e insomma riesco a capire cosa fare.
Sto giocando anche a FIFA, però che sboccio, sono stra fuori allenamento, quindi sto rischiando di come si dice, di retrocedere nuovamente. E niente, ragazzi, cioè io volevo fare sto video anche per, visto che è un po' che non carico, sì, insomma, non tanti giorni, però per i miei standard sono tanti, che ci sono, non mollo niente, il cume non molla. Ricordo sempre il profilo Instagram, se volete seguirmi anche nella vita reale. Eh, e niente, fioi, dai, in linea di massima, ecco, la mia idea è quella di tornare al cume delle origini, fioi, un cume di nicchia, un cume con giochi anche particolari, sempre con qualche gioco, diciamo, più commerciale, tra virgolette, e niente, fioi, cioè, tanto ormai l'ho anche detto, cioè, eh, ormai la partner praticamente non esiste più, perché ecco, con i soldi della partner allora, mi viene giusto giusto un pacchetto da 20 euro di Ultimate Team per comprare un po' di card per fare, di spacchettare un po' per fare un po' di un po' migliorare un po' la squadra, perché poi lo sapete, neanche ho registrato sia no 3 volte, madonna. Questo gioco qua quando registri lagga a morire. Ma io neanche registro gli spacchettamenti perché è una cosa che mi piace fare da solo, quindi ecco, cioè, però ormai quello là viene, quindi ve lo dico apertamente, cioè, però ecco il canale non si può mollare perché io vedo, ormai seguo tanto il tubo e mi rendo conto purtroppo che per certe persone registrare vuol dire visual e tutto sempre in maniera più clamorosa, cioè ogni giorno che passa vedo sempre più sta roba, cioè, non so, dov'è la passione veramente, non lo so. Va buon raga, dai, io vado, un saluto al comandante veneziano, il cume c'è, fioi, il cume non molla, e niente raga, fatti bravi, e forza Milan, fioi, siamo in semifinale di Coppa Italia. E abbiamo vinto con la Fiorentina, veramente l'evento vabbè, lasciamo perdere, va, dai, il momento di pazzia comediana. Meglio non commentare il calcio. Ciao!